Buonasera cari amici, questa sera il vostro Maneto Veneziano vi presenterà due libri che ho già presentato in altre occasioni, ma ci tengo sempre a picchiare il chiodo, bisogna in un certo senso, come dice quella bravissima scrittrice italiana dal nome Sofia, bisogna sempre stare sul pezzo. I libri che presenterò sono dei must, cioè praticamente il top della gamma per i cabalisti. E il primo libro che ormai sapete che sta sempre a cuore al vostro Manetto Veneziano è la Cabala, vedete, in tempi di crisi, vedete bene? Perché questo libro? Perché questo libro il vostro Manetto l'ha visto 26 anni circa prima che venisse stampato, me l'avevano fatto vedere dei cabalisti e mi hanno detto proprio che sarebbe stato stampato in un periodo di crisi a livello mondiale e che sarebbe servito chiaramente ai cabalisti e soprattutto al vostro Manetto Veneziano. Quindi questo è un must, Chiaramente è fuori produzione, solamente nel sito di Michael Leidman, molto probabilmente si può ancora acquistare. È un libro molto molto importante e chiaramente dal mio punto di vista possono acquistare solamente i cabalisti, chiaramente io posso dirvi questo. È un libro che spiega in modo semplice due cose importanti che un ricercatore della verità che vuole incominciare a approcciarsi alla Cabala deve assolutamente avere. Un altro libro che invece se questo è una Formula 1, questo qui è proprio, secondo me, scritto in modo semplice, abbordabile per tutti, è un libro che non può mancare in nessuna biblioteca del vero esoterista, I segreti del libro eterno, proprio perché spiegano le varie evoluzioni dell'anima. Io dico sempre che l'ha scritto Abramo, tra virgolette, l'anima di Mosè era poi quella di Abramo, e chiaramente questo libro parla del Pentateuco e delle evoluzioni dell'anima che praticamente ha fatto in questi millenni di anni. Questo libro, quando lo leggerete, dovete pensare che lavorerà dentro di voi e vi aprirà delle porte, dei cancelli mentali, chiaramente non subito, alcuni meno subito, ma diciamo avrà un impatto forte nella vostra vita. Questo libro basta averlo anche in casa e lascerà, come dice l'autore, sempre Michael Landman, rilascerà delle luminescenze che rinforzeranno e proteggeranno la vostra casa. È un libro chiaramente solo per cabalisti, nel senso che uno che gli piace andare a funghi e giocare a calcio molto probabilmente non avrà questa attitudine, ma uno che si sente cabalista e ha delle 600.000 scintille, sicuramente questo libro e questo, anche in formato ebook, questi sono veramente il top della gamma. Per iniziare, chiaramente, poi ci sono anche i libri di Adaf Crivelli che sono eccezionali, e anche lui, però, lui è più una cabala cristiana. Questi sono proprio libri filosofici per cabalisti puri, diciamo così. Adaf Crivelli è più un cristiano, è più come si dice, un divulgatore che si approccia più alla mentalità cristiana e cabalistica. Questo è un divulgatore tutto tondo proprio per una cabala sia chiaramente cristiana, ma sia pura al 100% filosofica. E quindi perché esistono tre tipi di cabala: la cabala magica, la cabala cristiana e la cabala filosofica. E questa qui è proprio il top della gamma. Poi, chiaro, per noi occidentali anche leggere Nada ad Crivelli è qualcosa di eccezionale, proprio perché dà dei concetti tenuti segreti per millenni, che adesso dal 1995 i grandi maestri hanno deciso, i grandi rabbi hanno deciso di divulgare per raccogliere le 600.000 anime, perché come dice Michael Leidman ci mancano 230 anni, poi dopo viene resettata questa umanità, chi c'è, chi non c'è, no? Questo è poi un altro discorso che non è tema di questa serata. Quindi ripeto, un grande spoiler per questi due super libri che non possono mancare. Funzionano anche se non ci credono, li comprate. Questo costa 22 euro, ma li vale tutti, e questo ai tempi costava 14 euro. Questo qui mi sta nel cuore, proprio perché mi ricordo quando a 15 anni me l'hanno messo praticamente sotto il naso. Io l'ho aperto, pensavo che fossero come gli Hare Krishna che regalavano i libri. Mi hanno detto: questo libro qui te lo daremo
quando avrai questa età, perché nel 2010 ci sarà una grandissima crisi a livello mondiale, no? E quindi mi aveva stupito questo libro, visto che non capivo cos'era questo libro, Le lucette che poi l'albero Sephiroth. Bene, cari amici, detto anche questo, il vostro maledetto finito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e alla prossima, ciao!